Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Nuovo capitolo della vicenda sui rimborsi all'ex rettore dell'Università di Messina Cuzzocrea. La Guardia di Finanza ha acquisito diversi documenti e ci sarebbe già un fascicolo d'inchiesta aperto sul caso. Condannato a 4 anni e 6 mesi per corruzione l'ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio. Era stato coinvolto nell'indagine su un giro di mazzette alla regione in cambio di favori sui contributi pubblici per i collegamenti con le isole minori. Messina Denaro poteva essere arrestato nel 2021. I carabinieri che indagavano sull'alleanza tra mafia 'ndrangheta e Camorra avevano scoperto a Campobello di Mazara 2 summit con personaggi vicini all'ex Primula Rossa, a 2 passi dal Covo del Boss. Sicilia tra le mete più gettonate nel ponte del 1° novembre, ma il caro vita fa restare a casa metà degli italiani. Il cimitero di Catania nel degrado a pochi giorni dal grande afflusso previsto per la commemorazione dei defunti. Il sindaco trantino chiede scusa ai catanesi. Giancarlo Giannini torna a Catania per ripercorrere le tappe di Mimì Metallurgico, il film della Wertmüller che lo ha reso famoso nei panni dell'operaio costretto ad emigrare a Torino. Calcio, sempre più a rischio la panchina di Tabbiani, domenica contro l'Avellino ultima chiamata per il tecnico rossazzurro. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale. Andiamo a Messina, dove sembra aprirsi un nuovo capitolo sulla vicenda dei rimborsi all'ex rettore dell'Università Salvatore Cuzzocrea. La Guardia di Finanza in rettorato ha acquisito diversi documenti, ci sarebbe già un fascicolo d'inchiesta aperto sul caso, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Francesco Triolo. Sul caso dei rimborsi dell'Università di Messina all'ex rettore Salvatore Cuzzocrea c'è un fascicolo aperto in procura e conterrebbe già i nomi di alcuni indagati. L'ipotesi di reato è quella di abuso d'ufficio. Su questo stanno lavorando i magistrati messinesi e negli ultimi giorni la Guardia di Finanza ha acquisito numerosi atti al rettorato proprio su delega della procura. Sulla vicenda inoltre è stato sentito a lungo come persona informata dei fatti Paolo Todaro, il senatore accademico che ha mandato a suo tempo un esposto in procura sul caso rimborsi, facendo scoppiare lo scandalo che ha avuto risalto anche a livello nazionale ed ha portato alle dimissioni dell'ex rettore lo scorso 9 ottobre. La procura quindi ha deciso di accendere i riflettori sui rimborsi chiesti da Cuzzocrea. Oltre 2.200.000 euro rimborsati tra il 2019 e il 2023, tra questi anche quelli ad una società agricola, la Divaga SRL, con sede a Via Grande, che risulta di proprietà del rettore e della moglie rispettivamente per l'80% e il 20%. Dal 20 gennaio di quest'anno al 28 settembre la società ha ricevuto 14 pagamenti sotto le voci di servizi, manutenzione e materiali che vanno da un minimo di 600 euro ad un massimo di 17.900 euro per un importo complessivo di 122.300 euro, tutto proprio nei giorni in cui il decano dell'università ha indetto le elezioni per il nuovo rettore. Le votazioni scatteranno il 23 novembre in prima votazione, il 27 novembre come seconda votazione e venerdì 1 dicembre per il ballottaggio. Al momento in lizza ci sono il professore Michele Limosani, sostenuto dall'ex rettore Pietro Navarra, la professoressa Giovanna Spatari, prorettrice con Cuzzocrea, e il professore Giovanni Moschella, anche lui prorettore vicario con Cuzzocrea, salvo dimettersi a metà settembre, qualche settimana prima della bufera che ha travolto l'ex rettore. Ed è arrivata la sentenza per quanto riguarda una parte dell'inchiesta Mare Monstrum. C'è la condanna a 4 anni e 6 mesi per l'ex deputato ed ex sindaco di Trapani, Girolamo Fazio. L'uomo è stato condannato per corruzione, ma sentiamo il servizio di Laura Spanò. L'ex deputato regionale ed ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio è stato condannato per corruzione alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e alla confisca di circa 200.000 euro. Fazio è stato assolto dagli altri capi di imputazione, traffico illecito di influenze e violazione di segreto d'ufficio. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Trapani, presidente giudice Agate, all'Antere i giudici Bandiera e Cantone, quantificati in circa 200.000 euro i danni alla regione e in 50.000 euro quelli alla presidenza
residenza della Regione Sicilia. Il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al PM per falsa testimonianza a carico di Morace Carlo ed altro. I PM Franco Belvisi e Brunella Sardoni avevano chiesto per l'ex politico trapanese una condanna a 9 anni, ritenendolo la longa manus dentro gli uffici del Dipartimento Trasporti della Regione degli armatori Morace, Vittorio, oggi deceduto, e del figlio Ettore, armatori della Liberty Lines, ma anche di avere fatto mercimonio del proprio incarico parlamentare a favore della ditta Stefania Mode. Il processo, che si è aperto nel 2019, è scaturito da un troncone dell'indagine Mare Monstrum, la cosiddetta Tangentopoli del mare. Le accuse a Fazio, formalizzate prima dalla Procura di Palermo e poi da quella di Trapani, scaturiscono dalle indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e risalgono al 2017, quando furono arrestati Fazio e Morace Junior, ma ci furono pure le ammissioni fatte dallo stesso Ettore Morace e anche dall'ex AD di Stefania Mode, Aldo Carpinteri, che hanno patteggiato a loro volta le accuse, per le quali sono finiti sotto indagine. Ieri il legale di Fazio, gli avvocati Michele Cavarretta e Lillo Fiorello, avevano chiesto l'assoluzione del loro assistito con la formula del fatto che non sussiste per i reati di rivelazione di segreti d'ufficio e traffico di influenze, chiedendo la pronuncia di non luogo a procedere per i capi di imputazione legati alla corruzione a favore delle 2 società coinvolte nell'inchiesta. Per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e furto, la Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Rallo, 28 anni, che la sera dello scorso 16 luglio alle 23:30 lungo una strada della periferia di Marsala avrebbe deliberatamente investito con la sua auto l'ex compagna, che era su un monopattino. Nell'impatto la giovane riportò fratture a una gamba e al bacino, nonché una lesione a uno dei reni. Qualche mese prima aveva lasciato l'abitazione con cui viveva appunto con il compagno, del quale ha avuto 2 figli, perché pare stanca dei continui maltrattamenti. Messina Denaro poteva essere tratto già in arresto nel 2021. I carabinieri di Milano e Varese, che stavano indagando su un gruppo criminale che operava appunto nel milanese, composto da Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, a febbraio e maggio di quell'anno monitorarono in un bar di Campobello di Mazara, a 2 passi dalla casa del boss, 2 summit con personaggi vicini all'allora latitante. Il servizio. Il 2 febbraio 2021 a Campobello di Mazara, a 100 metri da uno dei covi dove ha vissuto Matteo Messina Denaro, si teneva un summit monitorato dai carabinieri di Milano e Varese. Il 2 maggio di quello stesso anno ancora i carabinieri di Milano erano a 2 passi dalla casa di via San Vito, dove abitava l'allora Primula Rossa, per monitorare un incontro tra l'imprenditore siciliano Gioacchino Amico, arrestato nell'operazione Idra, Antonio Messina, detto l'avvocato, non l'indagato, e Antonino Gagliotto. I 3 sono al bar San Vito a Campobello. Insomma, i carabinieri erano stati vicini ad arrestare Messina Denaro già 2 anni fa. E di Castelvetrano, all'interno dell'inchiesta milanese Idra, ci sono anche gli imprenditori Rosario e Giovanni Abilone, accusati di avere messo a disposizione del cartello criminale oltre 200 società anche estere per riciclare denaro e accumulare milioni di euro con crediti fittizi. Insomma, c'è anche l'ombra della famiglia mafiosa legata a Matteo Messina Denaro, deceduto lo scorso settembre, dell'inchiesta che ha accertato l'esistenza di una confederazione orizzontale costituita da esponenti di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, che operava nel milanese e nel Varesotto. I carabinieri hanno accertato che ben 7 derivazioni criminali e nomi di organizzazioni diverse che operavano nel milanese si sono incontrati in 21 summit, tra questi anche quelli di Campobello di Mazara. Tra gli indagati anche Erante Parrino, cugino per parte di madre di Messina Denaro, intercettato mentre incontra Antonio Messina, l'avvocato, vicinissimo all'ex Primula Rossa nella gestione di affari lombardi, dove aveva l'ultima parola. Il GP di Milano, Tommaso Perna, però non ha accolto la tesi del PM antimafia Alessandra Cerreti e dei carabinieri del nucleo investigativo di un consorzio tra mafie, e a fronte di 150 richieste di misure cautelari avanzate alla DDA ne ha disposto solo 11. Per il GIP non è provata neanche la bacinella, la cassa comune del clan per il sostentamento dei detenuti. E cambiamo decisamente argomento, si avvicina il ponte di Ognissanti, 8 milioni gli italiani che saranno in viaggio, ma la metà ha rinunciato alle vacanze a causa degli aumenti del costo della vita. Lorena Dolci.
Sarà un lunghissimo fine settimana quello che finisce mercoledì 1 novembre. Il ponte di Ognissanti, con la festa che cade a metà settimana, diventa una mini vacanza per chi vuole e può mettersi in viaggio. Secondo un'indagine di Federalberghi sono oltre 8 milioni gli italiani che approfitteranno di questa pausa autunnale. La maggioranza resterà in Italia scegliendo tra mare e città d'arte. La Sicilia, con le temperature ben al di sopra della media del periodo e nessuna perturbazione all'orizzonte, si conferma tra le mete preferite. 61% il tasso di occupazione delle strutture ricettive dell'isola. Chi parte ci ha pensato in anticipo, almeno un mese prima. Il 60% dei viaggiatori ha pianificato gli spostamenti, anche solo per ricongiungersi con le famiglie nel ricordo dei propri cari, come vuole la tradizione. La casa di parenti e amici sarà infatti la scelta privilegiata per un terzo dei vacanzieri, a seguire albergo, bed and breakfast e seconda casa. La spesa media per i viaggi in Italia è di circa 410 euro, di gran lunga inferiore a quella per i viaggi all'estero, che si attesta sui 780 euro. Se non siete tra quelli che hanno la valigia pronta, sappiate che siete in buona compagnia. Oltre la metà degli intervistati ha ammesso di averci pensato, ma di avere dovuto rinunciare al viaggio a causa del costo della vita. Quasi la metà dei vacanzieri ha invece deciso di ridurre le spese per questa vacanza, sempre a causa di aumenti e inflazioni. Non una vacanza, ma almeno una vacanzina. E passiamo dalle considerazioni legate al turismo del ponte che ci apprestiamo a vivere al fatto legato invece alla commemorazione dei defunti proprio appunto dei prossimi giorni. Come troveranno i catanesi il cimitero della città? È andato per noi Tonino De Mana. Si avvicina la commemorazione dei defunti e il cimitero di Catania si prepara ad accogliere migliaia di persone che andranno a far visita al caro estinto. Troveranno un camposanto in stato comatoso che paga anni di abbandono e di approssimativi interventi di manutenzione. Tra auto, scooter, rifiuti, erbacce, muri pericolanti e pneumatici abbandonati per terra, in realtà non sembra neanche di essere al cimitero. Percorriamo uno dei tanti vialetti disastrati con un chiodo fisso. Com'è finita la gomma di un'auto nei pressi di una tomba? Di certo è un unicum, ma la stranezza è che nessuno sembra vederla. Eppure si trova a pochi metri dall'ingresso centrale quello che i catanesi chiamano dei tre cancelli. È forse l'immagine simbolo di un luogo che di certo non brilla per efficienza, ma al di là del vialetto principale e dietro il muraglione lo spettacolo è ancora più indecoroso. Quella che vedete è un'ala disastrata con loculi distrutti, arredi funerari e marmi disseminati ovunque. Struggenti ricordi, giocattoli, peluche, pupazzetti ed una girandola ci ricordano che stiamo percorrendo il cimitero e nella fattispecie un'area riservata alle morti cosiddette premature. Non va meglio in altri settori dove è persino difficoltoso e rischioso deporre un fiore. Alberi mai potati, erbacce e canne ricoprono ogni cosa, persino le indicazioni stradali, le cappelle e le tombe. Si portano i fiori perché ovviamente la vigilanza zero, abbiamo le erbacce a confronto a meno, però da premettere anche che paghiamo la luce annuale, ma la luce in tante tombe purtroppo non ne hanno, con tutto ciò che facciamo solleciti. In alcuni casi manca la luce, manca l'acqua e manca persino la vigilanza. E proprio sulle condizioni del cimitero che avete appena visto è intervenuto il sindaco di Catania, Trantino, ospite oggi nel nostro appuntamento di approfondimento del Focus, e ha dichiarato: sulla manutenzione siamo indietro, al momento mancano le risorse, attendiamo di approvare il nuovo bilancio. Sentiamo. Sul tema della manutenzione, tanto del cimitero quanto delle strade, quanto di alcuni edifici comunali, là siamo molto indietro e purtroppo in questo momento non ci sono risorse. Fino a quando non approveremo il nuovo bilancio, cercando di capire che cosa possiamo destinare, ma sempre secondo una logica che comunque non ci permetterà di soddisfare tutte le esigenze che ci sono in questa città, perché 30 anni, 40 anni di mancanza di manutenzione non si possono colmare in poco tempo, è chiaro che sorge la frustrazione. E poi devo dire che oltre ai problemi che dipendono dall'amministrazione comunale, certo provoca molta amarezza ascoltare quel che è stato detto a proposito per esempio del furto dei fiori. Ma chi sono questi animali di nostri concittadini che vanno a sottrarre i fiori da una tomba per portarli in un'altra tomba?
Da una pagina amara a una pagina decisamente più luminosa, come la nuova piazza Europa proprio a Catania, da anni vandalizzata, al buio, riqualificata adesso con i fondi europei. Vediamo. È una panchina pop, potremmo dire, qui in Piazza Europa. Sì, una panchina dove puoi ascoltare la musica, puoi ricaricare il telefono, il tablet, una panchina che si alimenta da sola con i pannelli fotovoltaici. Siamo nella nuova Piazza Europa a Catania, ripulita e tornata a nuova vita dopo anni di abbandono. La fontana della vela con l'acqua, le aiuole, i lampioni vandalizzati, ristrutturati e funzionanti. Ritorno a una normalità per chi da tempo chiedeva un intervento. Io ho sempre abitato qua, quindi speriamo, ci auguriamo che sia mantenuta bene. Sì, hai parlato là. E quindi siamo veramente contenti. Facevo un piccolo appunto, manca qualcosa per la disabilità. Si fa una fontana, si deve tenere sempre pulita, o una persona, un vigile urbano che sempre circola qui. Quanto durerà così? L'amministrazione comunale, che ha speso 1 milione di fondi europei, adesso si dovrà occupare della manutenzione di questo spazio rigenerato. Vorrei che idealmente tutti i cittadini si sentissero proprietari di questa piazza e quindi la adottassero secondo uno schema che stiamo un poco diffondendo, contagiando in tutta la città. Ho visto tante telecamere, secondo lei basteranno poi per garantire anche la sicurezza in questa piazza? Ma le telecamere bastano nella misura in cui sono, come dicevo prima, un elemento di dissuasione. È chiaro che devono anche essere sufficienti a garantire che non ci possa essere invasione di motoveicoli, perché sono quelli che hanno creato problemi nel passato, ma io mi auguro anche che ci siano dei sistemi di controllo e di ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine, proprio perché non possiamo noi con le allungata con un'area dedicata al fitness, installate attrezzature per gli sportivi. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, vicinanza e preghiera è quanto ha assicurato l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, a Don Vincenzo Caffra, il parroco della Chiesa Madre di Sortino. 2 giorni fa l'arresto per estorsione con l'accusa di chiedere 100 euro per ogni funerale. Ieri il GIP ha revocato i domiciliari, disponendo però il divieto di dimora nel piccolo comune del siracusano. Don Caffra intanto rigetta ogni accusa. L'avvocato Fazzino, che segue il caso, non esclude il ricorso al Tribunale del riesame. I bimbi di una scuola di Palermo hanno incontrato 2 calciatori del Palermo, 2 migranti del Gambia arrivati con un barcone e poi approdati allo sport. Marco Gullà. Youssoufa e Boubacar hanno entrambi 23 anni, sono nati in Gambia e sono arrivati in Italia tra il 2016 e il 2017. Un'infanzia difficile vissuta nel più piccolo e povero paese dell'Africa continentale, fino al giorno in cui hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e cercare un porto sicuro. Palermo. La loro storia è stata al centro dell'incontro che si è svolto all'istituto scolastico Fiabba del capoluogo siciliano. Uno dei 2 è proprio Boubacar Marong, difensore della primavera del Palermo, che ha anche giocato in Serie C con la maglia rosanero e con quella della Gelbison, da migrante a calciatore. Sono arrivato qua nel 2016, comunque la viaggio non è stato facile, perché ho perso un mio amico nella strada lì, quando siamo arrivati nella deserto, poi dopo lì anche io volevo tornare, ma mi hanno spinto che non serve che torni. Toccante anche il racconto di Youssoufa Seinang, 23 anni, mediatore culturale per Medici Senza Frontiere. Youssoufa è arrivato a Palermo all'età di 17 anni e ha conseguito il diploma di scuola superiore. Oggi è laureando all'Università di Palermo alla facoltà di Scienze Economiche. Sono qui da circa 6 anni, no? Studio all'università. Direi che è cambiata la mia vita, ovviamente che oggi qui a Palermo, no? Ho un progetto riguardo alla mia vita personale, ovviamente, no? Quindi ho un percorso che sto facendo proprio a livello personale anche. A guidare i bimbi in questo lungo racconto fatto di sofferenza, coraggio e ambizione c'è lei, la maestra Marilena. È importante sottolineare la valenza di questo progetto, perché noi studiamo
e cerchiamo di capire ciò che accade oggi ai nostri giorni, ma facendo anche un passo indietro, riportando questi bambini alle migrazioni che abbiamo affrontato noi siciliani, noi italiani, quando nel dopoguerra ci siamo allontanati dalle nostre case per partire al nord Italia o in America. Un viaggio per incontrare Mimì Metallurgica, quello che sta compiendo in questi giorni l'attore Giancarlo Giannini, mito del cinema italiano e internazionale, che torna a Catania per ripercorrere le tappe di un film che gli diede la fama, e il borgo marinaro di Ognina diventa set a cielo aperto. Eva Spampinato. Mimì Metallurgico torna a camminare per le vie del borgo di Ognina, a Catania, qui dove tutto cominciò e da dove partì la fortuna di Giancarlo Giannini nei panni del personaggio scritto da Lina Wertmüller oltre 50 anni fa, che consacrò quella che sarebbe diventata una carriera riconosciuta a livello internazionale. Da Mimì Metallurgico al Walk of Fame. È divertente perché siamo in due attori italiani che hanno avuto questo bel premio, uno è Rodolfo Valentino e l'altro sono io, quindi posso essere contento. Giannini torna a Catania per raccontare nel documentario diretto da Alfredo Lopiero per il Centro Studi e Scuola di Cinema Cinecittà il viaggio che lo portò ad interpretare Mimì e conoscere la Sicilia. Sono venuto in Sicilia allora, quando ho fatto tutto un giro della Sicilia per informarmi, ho scoperto una terra bellissima e poi ho scoperto anche come divertirmi a fare dei caratteri, che era Mimì Metallurgico, tutto lì. Attore doppiatore, pilastro del cinema italiano con oltre 180 film all'attivo, Giannini ha girato con i più grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, da Luchino Visconti a Ridley Scott, da 007 a Mimì Metallurgico, un Oscar sfiorato con Pasqualino Sette Bellezze, ma ancora una estrema modestia. Tra tutti quelli che ho fatto, 6 o 7 li salverei, gli altri forse li butterei tutti. Voce calda e inconfondibile, il suo siciliano parla catanese. Devo ringraziare un attore che è Turiferro, che per diversi giorni mi ha insegnato questa lingua meravigliosa che è il catanese proprio, che poi per chi è la lingua più musicale, è la lingua che ha una tradizione letteraria. Quindi potremmo dire Travolto dalla Sicilia, se vogliamo citare un altro suo famoso film, Travolto da un insolito destino. Anche lì il dialetto è un catanese, insomma, ma l'ho fatto diverse volte. Quando faccio il siciliano faccio sempre il catanese perché mi diverte di più. Tu mi fai morire. Tu mi fai morire a me. E guarda, va male. Ci fermiamo ancora, una pausa e poi il calcio. Ultima parte del telegiornale domenical Massimino, arriverà l'Avellino e per il Catania è il momento più delicato della stagione. Tabbiani è in bilico, la società chiede risposte sul campo a una squadra che non sta ingranando. Francesco Triolo. Il bivio è all'orizzonte, fissato, scadenze corte per il Catania dopo il pareggio di mercoledì a Teramo col Monterosi, inevitabile considerato che dopo 9 partite non è certo questa la posizione di classifica che si pensava di avere alla vigilia, nella piazza, nella proprietà. La partita contro l'Avellino così potrebbe rappresentare uno spartiacque soprattutto per Luca Tabbiani, il tecnico in discussione inevitabile dopo l'altalena di risultati senza la dovuta continuità. I colloqui sarebbero già iniziati, così come i primi nomi sono stati dati in pasto all'opinione pubblica, da Maran a Giovanni Ferraro che ha diretto il primo allenamento a Nocera, salvo poi scomparire, dicono, dalla Campania per una chiamata del Catania. Nessun ritorno, assicura chi è dentro le cose rossazzurre, piuttosto la scelta potrebbe cadere su Gaetano Auteri, ma tutto è stato rinviato a dopo la partita con l'Avellino che non si preannuncia facile, tutt'altro. Gli irpini sono la squadra più in forma in questo momento, reduce da 4 vittorie consecutive e l'aggancia al secondo posto, grazie anche al cambio in panchina e all'arrivo di Michele Pazienza. E poi c'è da fare i conti con gli infortunati, iniziando da Di Carmine che mancherà domenica pomeriggio, così come Marsura. In tutto saranno 7 i sicuri assenti, ma tutti sono sotto esame. È il momento delle scelte e di capire chi continuerà a fare parte del progetto Catania.
Prima sconfitta casalinga ieri del Messina, superato 1-0 dal Brindisi, decisiva una rete e nella ripresa dall'attaccante Ganz, entrato in campo da solo un minuto. Prestazione insomma complessivamente negativa dei giallorossi. Sergio Colosi. Svestiti i panni di squadra operaia e laboriosa, il Messina indossa quelli più intriganti di favorita per la sfida salvezza contro il Brindisi, ma non gli si addicono e inciampa in una serata da dimenticare, la peggiore d'inizio stagione. I pugliesi vincono 1-0 con un gol del neoentrato Simone Ganz, a cui basta un minuto, il 28esimo della ripresa, per mettere un pallone alle spalle di Fumagalli che insieme al collega Albertazzi fino a quel punto aveva vissuto una serata di piacevole riposo. Se il primo tempo è stato un disastro calcistico da entrambe le parti, la ripresa si segnala almeno per qualche episodio, come quello che spinge il Brindisi vicino al vantaggio con Bunino, mentre dalla parte opposta l'unico a provarci è Plescia. Il vantaggio ospite spezza ogni equilibrio, le due squadre rimangono in 10 per le espulsioni di De Angelis e Plescia, che insieme a Manetta dovrà saltare per squalifica la trasferta di domenica a Crotone. Primo tempo bruttissimo, non abbiamo minimamente provato a giocare a calcio, lo sapevamo che loro erano in grande difficoltà, avevano problemi, ma hanno avuto coraggio, hanno avuto quella spensieratezza di chiudersi, hanno chiuso tutti gli esterni, hanno fatto la partita che dovevano fare e secondo me poi alla fine hanno vinto anche meritatamente, quindi non hanno rubato nulla. E credo che dobbiamo fare un esame di coscienza tutti noi, poiché io sono il capo responsabile di questa squadra, mi assumo le responsabilità della sconfitta, che probabilmente non sono stato bravo a prepararla bene. Sul Francoscoglio piovono i primi fischi stagionali e per il riscatto il calendario non sembra il migliore degli alleati. E questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.